Buonasera gentili amici ed amiche, un cordiale saluto vi giunge dallo Sport City di Trigoria, dove sono scesi in questo istante in campo i calciatori di Eurobet ed Hammers, che inaugurano questa sera la loro stagione. Attenzione alla formazione Amaranto in possesso di palla, c'è l'apertura sulla destra, situazione che trova ora l'inserimento di Peleggi che va alla conclusione col destro. Ancora gli Hammers che fraseggiano, attenzione però all'errore servito Cosimi, attenzione Cosimi col destro, la finta serve D'Anversa, para Carboni in qualche modo, ancora Cosimi, ancora per D'Anversa che si gira col mancino, non trova la porta. Attenzione a Sterbini, ora attenzione, palla sul mancino per il numero 5, cerca l'imbucata, spessata la manovra, arriva D'Anversa, la mette sul secondo palo per Cosimi, salvataggio sulla linea. Poi a Ghilardi che mette giù il pallone, attenzione, la controlla bene il numero 6 che va sul fondo, la mette in mezzo per Ugherani di testa, Caperchi, miracoloso. Ancora Eurobet con Sterbini, la bella imbucata per Cosimi, attenzione esce vuoto Carboni, Cosimi la mette in mezzo per D'Anversa, la sblocca l'Eurobet con il primo gol del bomber D'Anversa che sfrutta un'indecisione di Carboni per trovare il gol dell'1-0. E Mellar ora che apre sulla destra per gli Hammers che provano a farsi pericolosi con questo cross troppo lungo, diventa un tiro. Ancora Dovidio per l'Eurobet, l'imbucata che non riesce, libera male però la difesa degli Hammers, attenzione Cosimi è solo, Cosimi col destro, 2-0 Eurobet, raddoppia in chiusura di primo tempo la formazione rosanero che sfrutta un rinvio non precisissimo dalla difesa avversaria. Attenzione all'azione che si sviluppa sulla destra, Screponi, tiro cross, para Caperchi, poi Caforio recupera la sfera, sbaglia Caforio, e allora attenzione a Mellaro col destro, 2-1, castiga la formazione di Cencetti Mellaro che approfitta dell'errore di Caforio. De Marco, tre quarti campo, non viene attaccato dagli avversari, allora aggredisce la porta, palla sul destro, finta la conclusione, va poi col mancino e la chiude lui De Marco, scaccia gli incubi per la formazione di Cencetti, De Marco che trova col mancino il gol della sicurezza qui allo Sport City. Corner che viene battuto ora, c'è il colpo di testa di Latini, il pallone rimane là, Sterbini la rialza, Ugherani ancora di testa, poi Peleggi la mette giù per un tiro che diventa un passaggio per Mellaro, Caperchi in qualche modo la sfera rimane lì e poi c'è Ghilardi col mancino, ancora una carambola e poi Latini non trova la porta. C'è ora l'apertura su Mellaro, troppo lunga e arriva ora anche il triplice fischio del direttore di gara. Vince quindi l'Eurobet che non stecca alla prima e pur soffrendo almeno in apertura di gara piega per 3-1 gli Hammers allo Sport City.